Avete visto nelle immagini che abbiamo appena trasmesso una bellissima carrellata di campioni che hanno rappresentato il nostro paese con una storia, portando sulle spalle anche una storia difficile, quella di essere esuli Giuliano Fiumano Dalmati ed aver portato in alto la bandiera dell'Italia con una storia così difficile, sicuramente è una medaglia in più che hanno regalato al nostro paese. Oggi dedichiamo la puntata proprio a loro con due ospiti molto importanti che sono Italia Giacca, che è la presidente onoraria dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia del Veneto, e con Renato Malaman, che è un giornalista che conosciamo per tante attività e tante volte ci è venuto a trovare, ma anche esperto proprio delle storie dell'esodo Giuliano Dalmata, oltre che appassionato sportivo. Grazie di essere venuti e grazie di farci questo omaggio. Abbiamo preparato una puntata con tante testimonianze che è il seguito di una bellissima serata che si è tenuta proprio nel giorno del ricordo al Perché di Roncade, dove sono stati anche testimoni alcuni di questi protagonisti che abbiamo visto nel video, e tra tutti Abdon Pamic, vera leggenda dello sport. Allora, comincerei da Italia Giacca. Sono passati un po' di giorni dal giorno del ricordo, però è tutti i giorni per voi il giorno del ricordo. Proprio. Mi hai tirato fuori le parole di bocca, perché dicevo, per noi ogni giorno è il giorno del ricordo e quindi è un modo di onorare. Infatti il giorno del ricordo cade il 10 febbraio, ma l'evento è stato fatto il 25 febbraio. Perché abbiamo voluto dare quest'anno una connotazione, diciamo, un po' diversa al giorno del ricordo, nel senso di tornare indietro nei tempi e ripescare, proprio pescare e ripescare i nostri sportivi, perché lo sport è stato, se per tutti è un valore di vita, proprio del modo, dello stile di vita, di vivere, per noi Giuliano Dalmati è stato esuli, è stato un qualcosa di più ancora. E quindi queste persone che si sono dedicate in questo modo e che hanno portato alti i valori dello sport, ma dell'Italia, ecco, è un valore aggiunto, e abbiamo voluto questa serata grazie proprio al coordinamento appunto di Renato Malaman, molto sensibile ai nostri problemi. Io dico ai nostri problemi perché io mi sento esule, ma ho trovato attorno a me un ambiente esule molto, anche. ecco, sono appunto esule, bambina, ma poi ho rivissuto ancora da adulta sempre questa condizione, e abbiamo trovato appunto Renato Malaman e poi il ristorante Il Perché di Roncade, che da qualche anno ci ha ospitati. Poi purtroppo la pandemia ci ha un attimo limitati, ma ci ospita. Volevo dire una cosa prima di iniziare questa puntata con lei. Lei ha detto per noi lo sport è stato qualcosa di più. Ricordiamo che l'esodo è stato un dramma terribile, queste persone hanno lasciato tutta la loro vita, hanno portato poche cose con sé, il magazzino 18 di Trieste se lo ricordano tutti, dove sono ancora custodite le memorie dei tanti esuli che hanno lasciato i territori dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume, e sono scappati, sono venuti in Italia, dove anche qui hanno vissuto in condizioni drammatiche, in dei campi profughi, spesso anche in condizioni psicologiche pesanti, perché appunto non venivano accettati neanche dal nostro paese. Pensiamo quanto portare quella bandiera possa essere stato per loro un momento di riscatto anche personale, ecco. Certo, per noi la bandiera, lo dico anche ai ragazzini quando vado a scuola, dico, avere la bandiera italiana in casa per noi era indispensabile. Uno poteva essere anche, diciamo, misero di condizioni, ma la bandiera italiana c'era sempre, proprio per dimostrare la nostra italianità. Ecco perché ci sentiamo particolarmente legati, e perché i valori dello sport portati con la bandiera italiana, come Andretti, adesso mi viene in mente Andretti perché... Adesso lo sentiamo, ecco, abbiamo un saluto bellissimo. Volevo coinvolgere anche Renato Malaman, perché devo dire che c'è sempre
dovuto esserci un certo pudore, un'aria come di circospezione nel dire sono un esule, quindi il fatto di potersi mostrare così orgogliosamente e di portare questi esempi che sono veramente esempi gloriosi della nostra storia, un po' mette fine anche a quest'epoca lunghissima che anche quest'anno si è trascinata con 1000 polemiche, no? Assolutamente, questa era una pagina di storia da riscoprire, proprio perché tutti questi campioni non hanno mai avuto la soddisfazione di poter dire io sono esule, io sono strappato dalla mia terra, sono venuto in Italia e nonostante le difficoltà sono riuscito ad affermarmi, perché dirsi profughi significava stare ancora più male, perché non tutti gli italiani avevano capito che sacrificio avevano alle spalle. Ma adesso andiamo a vedere chi sono questi campioni. Li abbiamo visti un po' in questa carrellata, vuoi spiegarci un po' chi abbiamo visto? Esattamente, abbiamo visto intanto quelli che sono più famosi, più popolari. Nino Benvenuti, che è stato campione olimpico a Roma nel pugilato e poi anche campione del mondo dei pesi medi, che è di Isola d'Istria. Benvenuti lo ha ricordato soltanto a una certa età, ha sempre detto, cioè, è sempre passato come triestino, però in realtà lui nasce a Isola d'Istria, ha scritto un libro, L'isola che non c'è, e raccontando tutto quello che aveva passato in gioventù, tra cui un episodio che è rimasto scolpito nella sua memoria, un miliziano di Tito che gli ha ucciso il cane solo per farlo stare male. Insomma, questa cosa non l'ha mai rimossa. Abbiamo visto Abdon Pamic, che quella sera era presente con noi a Roncade, Abdon Pamic fiumano, campione olimpico nella 50 km di marcia a Tokyo nel 64, ma è anche bronzo a Roma 4 anni prima, una leggenda vivente, 5 Olimpiadi, a partire da Melbourne 56, l'ultima a Monaco 72, è stato il portabandiera dell'Italia, ha all'attivo 40 titoli italiani, 3 titoli europei, 3 dei giochi Oria e giochi del Mediterraneo, un sacco di record, ed è una persona... Permettimi di aggiungere che quando siamo usciti dal ristorante al Perché quella sera... Che era lì a 90 anni. Abdon Pamic ha detto «Me son trovà proprio a casa mia». Ecco, mi piace ricordare questo perché proprio si vede questa unione, scusami. Sì, poi ha raccontato della sua... E poi tra l'altro adesso più avanti nella puntata lo mostreremo, sì, mostreremo anche un pezzettino della serata proprio un minuto di e della sua conversazione. testimonianza. Abdon Pamic, che è fuggito a 11 anni in treno rischiando moltissimo ed è passato in Italia semplicemente perché ha trovato, li chiama due angeli, una coppia di Trieste che l'hanno fatto passare per il loro figlio, e i graniciari alla dogana non sono andati a verificare i documenti. Abbiamo visto poi anche Mario Andretti che ci ha inviato un bellissimo messaggio video che adesso vediamo dagli Stati Uniti, è stato campione del mondo di Formula 1, uno dei più grandi piloti del secolo scorso, tant'è che proprio negli Stati Uniti, dove è arrivato dopo aver fatto 7 anni di campo profughi a Lucca, lui che era nato a Montona d'Istria, tra l'altro il paese dove è nato il marito di Italia Giacca, Giorgio, che tra l'altro è stato compagno di banco di Aldo, il gemello di Mario Andretti, e tutti e due sono mancati 2 anni fa, sia Aldo che suo marito. Quindi Mario Andretti, che è diventato un'icona dell'automobilismo internazionale. Abbiamo visto anche Ottavio Missoni, tutti lo ricordiamo come un grande stilista, ma è stato finalista alle Olimpiadi di Londra, lui zaratino di origine, di Zara, quindi alle Olimpiadi del 48 a Londra, è arrivato sesto nella finale. Quella sera era presente con noi anche Franco Luxardo, che lo conosciamo come grande imprenditore, imprenditore nel settore della liquoristica. Inaugurano il museo proprio in questi giorni a Torreglia, ma lui è stato un azzurro della scherma e ha creato il
il trofeo Luxardo. La più antica Coppa di La sciabola gara italiana di Coppa del Mondo. La più antica del mondo come gara proprio. di Coppa del Mondo di sciabola. Poi abbiamo altri nomi celebri, Ezio Loic del Grande Torino, perito a Superga insieme alla squadra il 4 maggio del 49, era fiumano. Poi abbiamo i fratelli Varlien che hanno giocato nella Juventus, abbiamo Agostino Straulino. Ecco, questo abbiamo visto anche lui. questo comandante straordinario dell'Amerigo Vespucci. Il primo comandante dell'Amerigo Vespucci. La barca più famosa, il veliero più famoso originario della Marina. di Lussin Piccolo, e lui è stato oro olimpico nella classe star della vela nelle Olimpiadi di Helsinki nel 1952 e era uno che quando era bambino andava a scuola in barca a vela, era rimasto nella mitologia quando ha parcheggiato l'Amerigo Vespucci nel porto di Londra come una panda, proprio al centimetro. Mamma mia. Di nomi ne abbiamo trovati parecchi, anzi a Pamic addirittura ce ne ha fatti aggiungere 2, perché qui c'è anche un bellissimo libro che ha realizzato Alessandro Cook, anche lui della NGD, ecco, adesso si vede, di Venezia, del Veneto, del Consiglio nazionale, anche vicepresidente nazionale, e a lui si deve questa bella raccolta di campioni che costituiscono l'ossatura per questa ricerca anche di chi non c'è, perché appunto Pamic ci ha ricordato Federico Roman, che è stato oro alle Olimpiadi di Mosca dell'80 nell'equitazione, figlio di Ezio di Citanova. C'è qualche tratto che unisce queste storie? Ma direi, credo, un grande senso di appartenenza, che poi, dico la verità, l'ho trovato anche di là, cioè l'ultima medaglia d'oro che un istriano ha vinto alle Olimpiadi di Giovanni Cernogoraz, lui vive a Cittànova d'Istria, è della comunità italiana di Cittànova d'Istria, ha vinto l'oro nel tiro al piattello nel 2012 a Londra, e quando sono stati premiati, il battuto nella finale era un italiano, e si sono messi a parlare in italiano, il collega di Repubblica gli fa: ma come? Avevo chiesto il traduttore e lei parla italiano. Si dice: io sono italiano, io ho il passaporto italiano, ho gareggiato per la Croazia, ma appartengo alla comunità italiana. Abbiamo visto prima nelle immagini. Ecco, poi anche Margherita Grambassi. La Margherita Grambassi, appunto grande campionessa della scherma, che è figlia di esuli di Pisino, e lo zio, il fratello del nonno mi pare, no? Sì. È stato l'inviato del Piccolo di Trieste, che ha documentato quando sono scesi nelle foibe a recuperare le vittime. Ha scritto anche un libro di recente, e la Margherita lo ha presentato nel video saluto che ci ha mandato quella sera. È stata una serata densissima di significati. Adesso, tra le curiosità mi viene in mente che nel canottaggio alle Olimpiadi del 24, 28 e 32 sono stati tutti equipaggi, addirittura uno ha vinto il bronzo nel 24 ed era della Diadora di Zara, ma anche la Libertas Capodistria 4 anni dopo, e la società di Isola, che rappresentava l'Italia in questa specialità di mare. Poi abbiamo, Volk della Roma, altro fiumano, il cui record di gol è stato battuto solo di recente da Dzeko nella Roma. Quindi tra gli altri grandi tratti che caratterizzano tutte queste persone è proprio anche la grinta che ci hanno messo per ricostruirsi una vita, per ricostruirsi un'appartenenza, per ricostruirsi anche una famiglia, no? Sì. Io come esule posso anche sostenere questo fatto qua, perché noi ci sentivamo comunque diversi. Il fatto di essere esuli ci dava una diversità anche a noi stessi, e quindi dovevamo dimostrare la nostra bravura. Ecco perché persone ovviamente dotate, indubbio, ma hanno cercato proprio di dimostrare, perché è stato per loro un punto d'orgoglio non per se stessi, ma anche proprio per l'Italia. Perché per dimostrare la propria italianità anche questo era. Diciamo che hanno unito all'italianità anche quella tempra, quel carattere che comunque, diciamo, dalla Dalmazia in su rappresenta anche un po', no, il temperamento di questi popoli, anche la loro bellezza, incroci di civiltà che hanno visto veramente
Epoche di tutti i tipi, confronti con altre culture, veramente anche un clima di tolleranza che oggi ce lo sogniamo un po', che poi è un po' naufragato, è un sogno naufragato. Io ho letto tanti libri sulla storia appunto di Pola, e proprio questo clima che si respirava di tolleranza, di unione, che è stato un tradimento grande che non si ricuce mai nella memoria di queste persone. Ma oggi come oggi il fatto che siano cadute, diciamo, le barriere, proprio i confini nel senso fisico della parola, il fatto che appunto noi si possa andare adesso, transitare per la Slovenia, entrare in Croazia senza confini, dà una certa apertura. Questo, cioè, ci sembra quasi di aver riconquistato di nuovo l'Istria. Ecco, ci sembra proprio di essere, anche da parte di chi ci vive... È tornata un'unica grande regione. Esatto, no? Di chi ci vive proprio dice siamo istriani, ecco, siamo istriani prima di essere altre nazioni, siamo proprio istriani. Vi siete riconosciuti un'altra volta. Certo. Allora, volevo mostrare, con l'aiuto della regia, anche questo saluto che Mario Andretti ha fatto alla serata del perché, ma un po' anche a tutti noi che stasera ce lo godiamo. Come è arrivato? Tramite la comunità montonese, no? La famiglia montonese. Tramite la famiglia montonese, via transfer. Ecco, abbiamo allora un piccolo file che vi possiamo mostrare, vediamolo. Buonasera, vorrei ringraziare di cuore gli organizzatori Italia Giacca per l'invito a partecipare a questo evento. Purtroppo la distanza e impegni lavorativi già presi da tempo mi hanno impedito di essere lì con voi. La mia carriera mi ha portato in giro per il mondo. Ho avuto modo di visitare paesi lontani ed entrare in contatto con culture molto diverse dalla mia. Ho avuto la possibilità di conoscere e stringere amicizia con personaggi straordinari, incominciando con Enzo Ferrari per esempio, e avanti. Ho vissuto e vivo tuttora intensamente. Nel cuore però ho sempre l'Istria e Montona. Sono nato lì e da lì, seppur in modo bizzarro, è nata la passione per la velocità. Con il mio gemello Aldo ci buttavamo con un carrettino giù lungo le strade ripide di Montona. Per me essere istriano è un dono che abbiamo ricevuto con la nascita. Ho la cittadinanza americana, ma il mio sangue è e sempre sarà italiano e istriano. Sono orgoglioso di essere montonese e istriano. Faccio parte della storia di questa terra. Appartengo ai 350.000 istriani, fiumani e dalmati che dovettero lasciare il loro mondo per restare italiani. E per me ancora oggi l'Istria è il posto più bello che c'è. Con orgoglio penso al fatto che Alberto Ascari e io restiamo, ad oggi, gli ultimi campioni del mondo di Formula 1 di lingua italiana. Mi auguro che la nostra eredità venga raccolta un giorno da qualche giovane e promettente sportivo italiano. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro un buon proseguimento della serata e vi saluto con l'augurio di poterci incontrare un giorno personalmente. Di nuovo, buonasera.
grandissima, anche la simpatia di questo campione che ci ha ricordato come meglio di lui nessuno, e quindi speriamo che anche i nostri giovanotti, insomma, riescano a farsi onore anche nella Formula 1 con questa determinazione. Sono storie belle, c'è una grande passione e c'è anche una grande voglia di essere riconosciuti nel proprio paese, perché c'è stato troppo silenzio silenzio anche su queste glorie, perché queste sono glorie del nostro paese. Io ho sempre detto che queste sono tessere di un mosaico che erano state disperse, e noi con questi incontri, Alessandro Cucco con questo libro sta cercando di ricomporre il puzzle per dare anche il giusto merito a questi, che sono una comunità, questi esuli, no, dello sport. E ci sono anche delle storie molto tristi peraltro, perché per esempio Silvano Abbà, che era un pentatleta di Rovigno, che era stato bronzo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, è morto sul fronte in Russia, quindi è stato reclutato e allora si partiva per la guerra, non è più tornato. Nella stessa Olimpiadi, sempre a Berlino, nel 1936, aveva vinto l'oro Ulderico Sergo nel pugilato, ma poi ci sono altri personaggi, Orlando Sirola, che faceva coppia fissa con Nicola Pietrangeli nel tennis e ha partecipato alla Coppa Davis. Abbiamo i fratelli Varlien, fiumani anche loro, hanno giocato nella Juventus. Un altro fiumano celebre, il grande Udovicic, bandiera del Novara, tuttora è la bandiera degli ultras del Novara. Pochi sanno che invece anche lui è venuto da Fiume. Quindi è una grande famiglia che noi vorremmo contribuire a rimettere un po' insieme. L'incontro, ecco, non abbiamo nominato un padovano, Flavio Asta, che tra l'altro è impegnato anche nella vostra associazione, campione prima nel disco, poi nel peso, e ha vinto un titolo anche da veterano, 11 titoli italiani. Quindi veramente lui era presente quella sera quasi incredulo che finalmente si tributasse questo omaggio doveroso a tutti esuli, figli di esuli o addirittura italiani di Istria che tuttora risiedono in quella regione, che, ripeto, oggi con la caduta del confine tra Slovenia e Croazia davvero ormai forma un'unica regione anche col Veneto. Ecco, una chiave di lettura ce la può dare, Renato Malaman ci ha portato un altro video, è un regalo che ci ha fatto, perché durante questa serata appunto al Perché c'era Abdon Pamic, abbiamo detto una leggenda vivente, 90 anni, è venuto lì e ha detto delle cose che non aveva mai detto, vero Renato? Questo è proprio un ricordo di cosa significava essere atleti fiumani, atleti provenienti dalle terre perdute dell'Italia e non dirlo, non volerlo dire, volerlo in qualche modo farlo così, farlo sottacere, sottacere, perché voleva dire provocare riaprire una ferita. Reazioni, riaprire una ferita, trovarsi di fronte a una persona, come è successo anche quest'anno con le parole ignobili pronunciate dopo Sanremo, basta foibe, ce lo ricordiamo tutti, insomma, no? Basta parlare di foibe. Insomma, sono come delle pugnalate che arrivano al cuore a queste persone. Sono state centinaia di migliaia di persone che sono venute nel nostro paese 350.000 in queste condizioni e che hanno vissuto tanti decenni, e sarebbe anche ora di smetterla, ecco, e di riconoscere questa storia. Io, se la mia regia è pronta, ascolterei proprio le parole di Abdon Pamic durante questa serata. Eccole qui. E tornando appunto a quei primi anni in Italia, insomma, in cui nasce questa nuova stella dell'atletica azzurra, nessuno mai si è fermato davanti al dettaglio nato a Fiume. Qualcuno che si è chiesto che ha chiesto della sua storia negli anni in cui insomma non si parlava di esodo, lo sappiamo perché per mezzo secolo queste vicende sono state proprio dimenticate. Ma sì, ma veramente le prime gare che facevo, per esempio il trofeo Pavesi, che avevo detto,
invece sui giornali c'era scritto sempre il Fiumano Pamice, i primi tempi, era molto più prima che dopo. I primi anni marcavano più su questo fatto che ero fiumano, non so perché. Comunque qualcuno chiedeva anche con la storia della famiglia, del passato, dell'infanzia vissuta sul Golfo del Qarnaro. No, nessuno chiedeva, ma non, diciamo che quasi abbiamo rimosso anche in casa, non è che si parlava molto. Adesso magari me ne pento di non sapere tante cose, però diciamo che forse cercavamo inconsciamente di dimenticare. Ecco. Sì. Bellissimo Renato. Quindi è stata una serata intensa. Sì, devo dire che diciamo che ha scosso gli animi, abbiamo registrato il tutto esaurito, purtroppo lo spazio quello era, sono venute 160 persone, poi Anna Maria Pellegrino ha preparato anche una cena istriana di mare, perché la seconda parte della serata era un recupero anche di cultura materiale attraverso la cucina, e l'anno prossimo abbiamo in serbo un'altra sorpresa. L'anno prossimo abbiamo già pensato, appunto il tema del prossimo anno, la musica, i musicisti Giuliano Dalmati. Insomma. Ecco, e quindi, vero. Abbiamo in mente... Ricordiamoci Tartini per tutti, esatto, che insomma... Uto Ughi, Sergio Endrigo, certo. Sergio Endrigo, insomma abbiamo appunto... Grandissimi. Esatto. Insomma, vi abbiamo fatto innamorare un pochino, spero, di questa storia, dei suoi protagonisti, e vi abbiamo fatto forse venire un po' di voglia di andare anche alla ricerca di altre storie nella vostra memoria o tra i vostri amici. Grazie veramente a questi due gentili ospiti che sono venuti a trovarci, Italia Giacca e Renato Malaman. Purtroppo dobbiamo chiudere, ma ci torneremo senz'altro con alcuni probabilmente dei protagonisti, chi lo sa. Magari ci faranno un regalo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci, buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, Tele7.